io qua volevo appunto 10 anni dopo Dennis Cosgrove. 10 anni è è un numero tondo, si diceva ieri, round number, è un numero tondo, qualcosa che facilita la memorizzazione, quindi il 10. Adesso la prossima volta credo che sarà il centenario, ma noi non ci saremo, ma non credo neanche, cioè, spero che qualcuno si ricorderà, ma il mondo va avanti lo stesso. E quindi io volevo un po' fare il punto su questo, sì, su questo suo segno culturale. 10 anni dopo lascia un po' per chi l'ha conosciuto, ecco, questo è un gruppo di relatori che hanno avuto una profonda familiarità. Certo, restano i testi scritti. Ognuno di noi, quando finisce la sua attività, quando finisce la sua pratica, fortunatamente ha un materiale che resta. Qui ho messo alcuni frontespizi di forse le più importanti lavori, dal paesaggio palladiano l'occhio di Apollo o l'iconografia del paesaggio, che è stato anche, c'è anche qua presente Stephen Daniels, con cui ha lavorato Dennis. Quindi tutto questo stimola un po' la geografia umanistica, soprattutto per le giovani generazioni. Quindi è un'eredità, un patrimonio culturale che vedo che a Royal Holloway, dove Dennis ha lavorato prima di essere trasferito a Los Angeles, ancora si fanno delle conferenze in nome suo, per cui questa è una bella opportunità. Le memorie soggettive. Io volevo un po' impostare questo mio discorso sul recupero delle memorie soggettive, ma soprattutto sul fatto che ognuno di noi, dopo che ha finito il suo lavoro, che va in pensione, che ha finito la sua carriera, lascia nel suo ufficio, un grande patrimonio di libri, di informazioni, soprattutto in un'età come la mia, come alcuni dei nostri relatori, pre-digitale, cioè adesso il mio archivio è molto più semplificato, non ho più bisogno dei contenitori, cioè non ho più bisogno di uno spazio fisico. Ieri a cena con i colleghi inglesi parlavamo che fine ha fatto il patrimonio librario di Dennis, per esempio. È una questione che ci si pone. Quindi si fa una donazione a una biblioteca, ma io ho provato a parlare di questo con altri miei colleghi che sono andati in pensione, non c'è nessuna biblioteca che vuole prendersi a carico dei libri, perché pesano, perché non si sa dove collocarli, costa fare un inventario. Quindi sono cose molto banali che però sono importanti da dire. Allora, la sfera privata, che io ho voluto cercare di evidenziare, parte dal metodo dell'autobiografia. L'autobiografia è un metodo teorico che si sta consolidando, è sempre più significativo, perché c'è una stretta connessione tra chi racconta e tra chi invece è il protagonista del racconto, quindi è importante dunque fare riferimento. La teoria autobiografica cerca di avere tutta una serie di fonti, di informazioni legate alla storia orale, ma anche alle fotografie. Per esempio, i relatori di questa conferenza saranno invitati a produrre un testo scritto, magari attingendo al loro personale bagaglio di fotografie che sono importanti anche da un punto di vista visivo. Io qua voglio ricordare Gabriele Zanetto, che è stato un grande amico di Dennis Cosgrove, che è stato un nostro, anche lui ha avuto un destino amaro perché prematuramente ci ha lasciato, e dal mio punto di vista autobiografico io devo la conoscenza di Dennis perché un giorno Gabriele dice: tu devi leggere questo libro, assolutamente devi leggerlo perché ti può servire per la tua tesi di dottorato. Quindi io ho avuto, mi ha dato moltissimo questo tipo di approccio che Dennis stava sviluppando. Quindi ovviamente io mi sono occupato soprattutto dei capitoli che hanno toccato l'aspetto del paesaggio toscano e del paesaggio veneto. Il paesaggio toscano perché si parlava, Dennis ha messo in evidenza il rapporto tra le ville medicee e l'idea di campagna in un'epoca pre-rinascimentale, partendo proprio da Ambrogio Lorenzetti, ma dopo, nel capitolo successivo, ha focalizzato molto sul discorso del paesaggio, dell'idea di paesaggio, dell'immaginario nell'entroterra di Venezia, quindi partendo proprio dalla storia dell'arte. Quindi
la famosa Pietà di Giovanni Bellini o anche un Carpaccio, quindi vediamo delle morfologie paesaggistiche retrostanti che fanno parte di questo grande contributo. Un altro aspetto che emerge dal lavoro di Denis, soprattutto sul paesaggio palladiano, ci ha avvicinato, ed è straordinaria la sua capacità intanto di leggere l'italiano, quindi è difficile trovare un studioso britannico, uno studioso non diciamo latino, francese, spagnolo, i tedeschi va già meglio, cioè che imparano anche le altre lingue, questa umiltà proprio di addentrarsi allo studio dell'italiano per accedere alle fonti dirette. Quindi questi due manuali, il compendio della vita sobria e le giornate della vera agricoltura o i piaceri della villa, fanno parte della sua costruzione di un immaginario paesaggistico palladiano, che io poi ho rivisto lavorando con lui, discorrendo con lui e camminando nel paesaggio veneto, e nel fatto che in quegli anni lì che ci siamo conosciuti io avevo appena abbandonato la città e mi sono trasferito in campagna cosiddetta, e lui ha detto: tu sei un neorurale, un new rural, cioè qualcosa che ha a che fare con la ricerca della quella che I Fu Tuan chiama a good life. A good life, cioè questo modo di vivere un certo connubio tra natura e cultura, che in quegli anni era fondamentale, perché in quegli anni c'era il recupero dell'ecologia in senso popolare, le nuove attitudini sulla natura, prevaleva l'interesse non tanto per la natura oggettiva quanto l'idea di natura. E quindi e in Veneto era importantissimo parlare di questo, soprattutto affrontando lo studio del giardino storico, affrontando lo studio dei giardini, di come la natura è stata trasformata a partire proprio dall'età umanistica in avanti. Questo in Inghilterra è molto più rafforzato, addirittura questo è il frontespizio di una famosa trasmissione che si usa, che è molto importante in Gran Bretagna, Escape to the Country, che fa vedere come questi cittadini inglesi urbani cercano la casetta, il cottage, cioè è tutto, va a letto interpretato questo messaggio, quindi l'estetica arcadica che diventa popolare. Quindi il paesaggio palladiano è stato lo strumento che però, appena conosciuto Denis, l'abbiamo conosciuto, io qua ho trovato una vecchia lettera che ci eravamo scambiati del 1987, del 30 marzo, e proprio con Steve ci siamo visti la prima volta qui a Cittadella, che loro tornavano dal field trip, e cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere la sagrestia del Duomo di Cittadella, dove c'è stata questa scoperta. Cioè, in pratica Dennis trova la cena di Emmaus, che lui aveva citato in Social Formation, ma non l'aveva mai visto in realtà. Quindi vedersela così casualmente, serendipity, cioè una sorpresa imprevista, credo che sia stato uno dei momenti emozionali più forti per cogliere proprio questo senso del luogo, che nel frattempo, vivendo nel paesaggio palladiano, c'era l'urban sprawl, c'era la contaminazione, proprio negli anni subito dopo quell'incontro magico che abbiamo fatto insieme. Quindi lo stare in quella residenza di campagna con Denis si discuteva anche il ruolo del recupero del cibo locale, cioè il ruolo del recupero della produzione biologica. E gli ho detto: guarda che già in età palladiana abbiamo avuto Vincenzo Campi, che è un pittore cremonese, che ha raccolto la biodiversità orticola che c'era nel Cinquecento. Quindi abbiamo delle varietà di prodotti agricoli, c'è anche la pescivendola. La pescivendola è fondamentale per capire la biodiversità dei corsi d'acqua. Ecco, quindi la situazione era questa, cioè si cercava di capire chi erano i nuovi contadini. Tu che studi e lavori all'università, però vivi in campagna, però usi questi prodotti agricoli, non ti senti ibrido? Sì, certo, sono un'ibridità, perché effettivamente è un tema che mi colpisce. Poi, parlando di fiumi, andando in giro per i fiumi, lui mi raccontava sicuramente quello che io vedo qui nel Veneto palladiano lo si può vedere lungo, adesso la pronuncia non me lo ricordo bene, Stour River, il fiume di Constable,
E soprattutto mi ha detto devi leggere Gilpin, devi leggere cioè i racconti che fa questo grande viaggiatore per i fiumi inglesi, il Wye River per esempio mi viene in mente, o altre descrizioni che lui ha fatto. Poi visitando Dennis a Loughborough ho potuto visitare il suo amore per il Soar River, che non è un gran fiume, sinceramente, e soprattutto il suo backyard, dove lui aveva la passione per l'agricoltura, per l'orticoltura, quindi i fiori, i prodotti, il suo orgoglio di poter mangiare le patate o le sue verze o la sua insalata. Quindi è stata anche questa un aspetto molto, molto interessante che mi ha portato a capire al meglio il suo territorio. Tornando poi in Italia, perché lui veniva spesso, la mia proposta è stata anche quella di fare una escursione in canoa, quindi una discesa su questo fiume piuttosto articolato che è il Medio Brenta, dove abbiamo potuto sperimentare il farci trasportare dalla corrente, quindi una sorta di incanto che ci ha portato oltre che sul Brenta anche sui piccoli fiumi proprio al di là del mio cortile in sostanza. C'era proprio questa piovega, si dice in termine dialettale, è un piccolo corso d'acqua di origine risorgiva. Quindi il tema, noi cercavamo di capire anche da un punto di vista di embodiment, cioè di corporalità, di questo sentire empatico col galleggiare, cioè essere sostenuti da un natante, fare parte del flusso, questa mobilità acquatica. Adesso con Francesco Visentini abbiamo idea di sviluppare questa watery mobility, questa mobilità legata proprio a un trasporto attraverso non una banale canoa in vetroresina, ma magari ricostruendo dei vecchi natanti tradizionali. Perché questo è il messaggio. Ecco, questa mi fa piacere che c'è Paul Carter qui, che è un grande studioso del The Diver, questo famoso affresco di Paestum, e questo è Dennis. Cioè Dennis aveva una capacità nautica impressionante. Questa foto mi è stata mandata dalla figlia Emily e vedete come l'autobiografia, l'approccio autobiografico è fecondo di scoperte che mettono in luce quello che nessun discorso accademico ufficiale, impact factor molto alto, no, stiamo più bassi, riusciamo a ottenere un potere narrativo straordinario. È quello che io volevo un po' proporvi oggi con questa immagine. E poi, dopo che Dennis ha imparato ad andare in canoa in Veneto, cosa ha fatto? Ha acquistato una canoa in Inghilterra e quindi ha cominciato a esplorare i fiumi attorno a Loughborough, quindi questa rete fluviale che va verso il Trent, quindi verso Nottingham, oppure c'è tutta la East Anglia. Ecco dunque l'assonanza, l'empatia, che è un valore che l'approccio autobiografico sicuramente mette in evidenza. Quindi Paesaggio Palladiano, poi nel 2000 riesco a ottenere il permesso dalla casa editrice per poter fare una traduzione, e qua è la diffusione in Italia di Dennis. Quindi questo libro è stato adottato da generazioni di studenti per lo studio del nostro paesaggio. Alla fine, qui è dove vivo, cioè il fatto che con Dennis si parlava, ma tu sei nel baricentro del paesaggio palladiano. Non lo sapevo, mi dispiace. È una cosa, un'altra casualità. E quindi io credo in questo qualcosa che ti porta ad essere in equilibrio tra Laguna, tra Venezia, le Dolomiti, tra Vicenza, Treviso, tra Bassano e Padova. E questo è un po' il messaggio che io con cui voglio concludere. Quindi, perifrasando un discorso che ha fatto Dennis parlando proprio del teatro, della vita, che è una rappresentazione, ognuno di noi ha un dovere di condivisione memoriale, c'è proprio l'impegno della memoria. E quindi questo recupero io credo che sia veramente la modalità di avere ancora viva la presenza silenziosa di Dennis e che ci aiuta sicuramente ad essere delle persone migliori. Grazie per l'attenzione. Adesso abbandono il veste di relatore e assumo quella di chairman e invito al tavolo Steve Daniels che ci racconta anche lui la sua esperienza.
Thank you very much. Thank you, Francesco. And thank you for all coming to listen. It's an honor to be invited to speak on this anniversary to commemorate the work of our friend and colleague Denis Cosgrove here in Venice, which was a paradigm place that meant so much to him, materially and imaginatively, the myth and the stones of Venice, as John Ruskin put it. Venice, as you know, was the subject of his first research for his PhD, a major subject of his books, notably the Palladian landscape, and a place to which he returned in the essays in his last volume, Geography and Vision. And the period of Denis's career, which I will address, is the 1980s, when I knew him closely as a friend and colleague and confidant. And closely because we lived and worked a few miles from one another. He in the town of Loughborough, and me in Nottingham. They were two university towns, just 11 miles away from each other. And we co-taught a specialist course with a fieldwork element, with day field excursions in the Midlands of England, and a week's residential course in the Veneto, based in Vicenza. And it was part of a wider world of academic and social collaboration, including, is it this one? Including this conference in 1984 called Iconography in Historical Geography. And I found the original poster when I was excavating my room and had to have careful conservation. It has 1980s Scotch tape. So that was the beginnings, really, and it resulted in the co-edited volume called The Iconography of Landscape 3 years later. And I found an early publicity shot of Denis and I in 1984. There we are. So the personal and the professional were intertwined. And the legacy for me from the 1990s on, when Denis left Loughborough for London, then Los Angeles, and our geographical lives diverged physically, personally, and to a degree intellectually too. But the importance was a companionate model of collaborative work. I've co-produced, as they say, or co-authored many times during my career, if seldom with the kind of creative edge that I had with Denis. Maybe a slight competitive edge too, on my part, probably not his part at all. But there certainly was that elder brother edge to it. He's 18 months older than me. But that sense also of you get with young men of breaking new ground, of doing something new. It was very exciting. So I've tracked Denis's increasingly cosmopolitan trajectory into the higher realms of Apollo, but I never really joined him there. We remained familiar friends and intellectual colleagues, and one of the pleasures for me was re-establishing close contact during the period of Denis's final illness, and collaborating on the AAG project, Geography and the Humanities, which was with our mutual friend, my former fellow student, Nicholas Entrican. And here we are in just a year before Denis died in 2007. Francesco asked me to address the themes of the fieldwork as set out in a 1989 article we wrote for the
Journal of Geography in Higher Education called Fieldworkers Theatre, a week's performance in Venice and its region. And this is part of our wider brief to develop a personal narrative based on neglected memories. Now, I have interpreted this formally as narrative as well as personal. So it's a short story of the 1980s, which is in a sense historical now, as well as autobiographical. And it's an episode in a longer history and memory about landscape, fieldwork and performance that we might revisit and review. And I think it's in the spirit of Denis's style of inquiry. He was the least nostalgic of scholars, if he often returned to the past in his quest for new worlds. So if Denis's 10th anniversary is an appropriate time to develop a narrative that is, to use his own key phrase, a measured perspective, then the 3 decades that have passed since our annual field course claim it firmly in the world of cultural as well as personal memory, of objective history as well as subjective reminiscence. Rereading the article, it brings back events and makes some seem to foreshadow current academic developments or fashions, but it pushes some farther away. If the mention of performance looks prescient, looks as though it's anticipating later developments, the key concept of that article, postmodernism, seems so remote now. It looks as arcane as medieval alchemy, right? And but this was the theoretical terrain that Denis and I both vacated afterwards. And I think for Denis it seemed a passage on an intellectual journey from cultural Marxism. This is a familiar conversion of Roman Catholics, right? Cultural Marxism. In his case, to a cosmopolitan humanism later in life. No doubt, post-humanist, non-representational geographers, it will seem like the Dark Ages, what I'm discussing. We can't, however, forget 1980s postmodernism with the same kind of embarrassment that we might wish away that photo that I just showed you. We must own up to living in that period. And don't forget that Palladianism, which Denis studied, was a key style of postmodernism. You know, so in a sense, as they were building neo-Palladian postmodernist buildings, Denis was analysing them. So they were both part of the Palladian moment, as it were. I think as teaching, there are clear limits to the article. And this was pointed out in a critical commentary which we published at the time by one of the students. So there we are in Piacenza in 1985, Denis on the right. And by one of the students who is shown, that's me with the umbrella, believe it or not. He is now my senior colleague, and I'll show him in close-up. There he is under the umbrella. That's now David Matlis, who is now my colleague at the University of Nottingham, and he was enlisted in the teaching. And he noted that the field course had evolved from a tentative tour of the Veneto to a sophisticated exercise in field work. But I think the point is that the field work and the preparations for the book, The Iconography of Landscape, had crossed over, and the book started to inform the field course, the book. So there was an intersection of teaching and research.
And I think what we were trying to do was to raise the theoretical register of fieldwork. And we used the model of landscape as theatre to bridge the patrician worlds of 16th century Italy and 18th century England. It was a way of trying to perform cross-cultural geography. But also, because of the time we spent in Venice, it involved a discussion of the Gothic too. And it's interesting, if you read that article again, it ends with a long quotation from John Ruskin's approach to Venice, as if Venice were the suburbs of an English industrial town. So it was a way of creating a lens and a mirror on Britain too. Matlas, in his commentary on the article, records some confusion about the term theatre, and like a young graduate student complains that his teachers aren't rigorous enough, I think what we were doing was trying to stake our ground in a geographical tradition, because fieldwork was unfashionable among progressive geographers at the time, whether cultural or quantitative. So I think in some ways, Dennis certainly, and me to a degree, were very conscious of a long geographical tradition that we wanted to be part of and we wanted to reclaim. And also we wanted to see fieldwork not as just the basic ground on which you tested theory, but we wanted to see the field as somehow theoretically constructed too. So the notion of theatre ran through the course. But the point that Matlas makes is that we looked at landscape through theatre, but we never really took on the term theatre properly, theoretically and methodologically. It always looked rather loose. So almost in my performance as a kind of field guide with an umbrella there. So I think on performance as a method, we run up against the limits of cultural geography then, and perhaps now. But I think the thing to remember, now that art and literature and architecture and all kinds of cultural media are now conventional in Anglophone human geography and have their own journal called Geohumanities, it needs to be recalled how hard it was in the 1980s to get such subjects on the curriculum, or indeed to be studied confidently by students suddenly confronted with studying a poem or a painting. These were geography students, only trained in geography. The subject was not the more interdisciplinary field that it was, that it is now, or with faculty coming from other humanities departments. So the way that we did it was to use artworks as part of a wider field of representation, including maps and diagrams and travel texts. But I will say I don't ever remember Dennis ever taking a close interest in fictional literature. He once told me he never read novels. It's kind of interesting. He actually found empirical texts more imaginative. So he a lot is written about Dennis and culture and cultural texts, but he never read fiction in his life. It's kind of interesting observation. So we looked at the intersections of the real and the representational, the epic, the everyday, the farming fields of the estates, villa architecture. And I think we wanted to emphasize that the representational was not just a matter of imagery, but a matter of ways of seeing, of acts of looking,
whether the measured observation of the surveyor or the gaze of the tourist. And I think we must remember, despite his interest in imagery and the higher realms of intellect, how grounded a scholar that Dennis Cosgrove was. And I think in some ways there was a theoretical part of this. It was that original Marxist idea of the material base and the ideological superstructure. But I also think it has roots in a Catholic upbringing in which the everyday is meant to be sacred and special. I think there's an older, almost theological aspect to Dennis's view of landscape. And one of his great essays is called Geography is Everywhere. And it starts out in a bus station in Loughborough and ends up in Venice. And it's a wonderful way of combining the mundane world and the higher world together. So he was a very grounded person. There we are in Mazara. You notice how Dennis has got smarter in 3 years, right? In 1985, he was still an old hippie dad with sideburns, and now he's really cleaned up and become very much a 1980s man of the world. And this also, as you know, coincided with a change in his personal life too, but with the end of his marriage and the beginning of his relationship with Carmen. So he's performing very differently there. But when we went to your villa, classically, Dennis was, this is not the latrine of the villa, but this is what we were really interested in, right? Where Ramusio went to the toilet, right? You know, this is the absolute fascination that Dennis always had, is with that other side of the villa landscape. Okay, just how many minutes have we got? 5 minutes? Yeah. 5 minutes, okay. Just 5 minutes. This will be longer in the book. Right, okay, just 5 minutes. But I think that article, Field Workers Theatre, I now see as unfinished business, work in progress. And I think that, in a sense, the issue of performance and the issue of fieldwork is something that I think I've tried to take on in collaboration with others since Dennis's passing, particularly this edition of Performance Research, which we edited, which was based on a conference called Living Landscape. And this was because scholars in other fields, not geography, were taking an interest in landscape and in fieldwork. So this was part of an interdisciplinary movement. So these aren't the kind of things that we would have tried on the Venice field course, but there were various, so performance was used more as a field method, including a form of participation with the inhabitants of the place. So this was a report at that conference of a summer school in Greece, or even going to the conference itself. My colleague David Matlis using the term performance as a way of revisiting earlier work. And those were two methods too. I think it would have been risky to try that you can imagine a vertical dance off a campanile on the left. But this is the kind of area of method that increasingly geographers are interested in dance and in certain kinds of concrete poetry by Hayden Lorimer and John Wiley on the right. So I think of those three terms, landscape, fieldwork, and performance, I'm now more interested in the spirit of
Dennis in looking at how we might look at those terms, performance and fieldwork. And particularly looking at an archive of the way that a region was represented and used in the past. And we commissioned a performance based in an area of Lincolnshire, and we staged it at the Royal Geographical Society in 2012. And I was at the last time I was in this area when we had the conference over the road. I was very interested in Francesco Visentin's work on Chalates, in which you describe performance fieldwork as a way of revisiting a place which had been described and creating readings there. And I was interested that the works that you were basing your readings on are exactly the same era as the Palladian landscape. It's the 1980s. And so one could imagine a piece of performative landscape based on Denis's The Palladian Landscape, of revisiting his sites and performatively revisioning the work that he'd done. So I think performance is something that I think we would be interested in exploring, but also fieldwork too. And fieldwork is something that, and now look back on this period, these aren't forgotten memories. These were memories I didn't know I had, right? This was a history I wasn't aware of at the time. And there were lots of other works which were interested in fieldwork that I wasn't aware of, but now this period is in perspective, I begin to see them. And so particularly Seamus Heaney, a poem, producing a work called Fieldwork. So the very term fieldwork was having a poetics in the 1980s. So this has been not just autobiographical, but this has been a historical geography of the 1980s, of which I was a part. Thank you. Thank you. Grazie Steve per questa illuminazione sul ruolo proprio della praticità, della performatività, dell'esperienza territoriale, del fieldwork. Proprio ieri con alcuni dei miei studenti qui presenti in sala abbiamo recuperato questa magica momento formativo, performativo, emozionale, empatico che poi accumulerà le memorie di ciascuno di noi. A proposito di mobility, adesso abbiamo Veronica Della Dora che ci intrattiene su una sua esperienza diretta proprio nel tuo dottorato, anzi sì, è iniziato come dottoranda in Polonia, dove è stata introdotta presso la scuola diretta da Denis e quindi è stata una studentessa di dottorato di Denis. Grazie Francesco. Prima di tutto vorrei ringraziare il professor Vallerani per aver organizzato questa bella iniziativa che credo avrebbe fatto molto piacere a Denis. Vorrei anche ringraziare l'Ateneo Veneto, Ca' Foscari e tutte le altre istituti, scusatemi, e tutte le persone che hanno reso questo evento possibile. È strano per me parlare qui a Venezia. Io sono una lidense, però una lidense della diaspora, come ha detto Francesco. Ho avuto l'enorme privilegio di conoscere Denis attraverso proprio uno scambio di studi tra l'Università di Ca' Foscari, appena mi ero laureata, e UCLA, e poi di aver lavorato con lui molto strettamente come sua dottoranda, come sua assistente di ricerca e successivamente come postdoc per un paio di anni. In tutto ho trascorso 6 anni a Los Angeles prima di trasferirmi in Inghilterra, e che sono coincisi più o meno con l'incarico di Denis a Los Angeles. Quindi quello che vorrei presentare oggi non è molto di intellettuale, sono più che altro ricordi di questa esperienza, di questo periodo,
ed è soprattutto del legame tra Dennis e Los Angeles, quindi credo che questo sia un altro aspetto diverso da quello che Francesco e Steve del quale hanno parlato. Ho scritto questo paper originariamente in vista del libro in inglese, quindi per motivi di praticità leggerò in inglese. So, I first arrived in Los Angeles in September 2001. I was then an exchange student in my early 20s. And that was the first time that I was going to live on my own and abroad. I felt at once exhilarated and intimidated. In that part of the world, the sky looked somehow higher and brighter. Distances felt vast when compared to the familiar self-enclosure of the little insular world that I came from. It was as if space had suddenly opened up. When I got there, I didn't know anyone and I had nowhere to go. So I decided to spend my first week in a dorm on campus where other international students like myself were lodged until we found a more permanent accommodation. As part of the welcome package, we were also offered some orientation workshops. And in the midst of the first one, the day right after my arrival, we were greeted by an earthquake. Now, try to imagine a hall packed with international students, totally panicked, their faces turning green, some of them screaming, others, including myself, ready to run out of the building. This, however, was a fine contrast with the speaker, who is a native Californian, and he told us that this was absolutely normal in Los Angeles, and we should really not bother. So the whole thing resulted in a laughter and in a funny story to tell our friends and our relatives back home. A couple of days later, however, laughter turned into drama. I was woken up by a phone call from my mom. She wanted to make sure that I was okay. She was in tears and in an apparent state of confusion, and I could not understand why, until I walked down in the dorm's common room. A dozen students were glued on a large plasma screen. On the screen was a dreadful image of two planes crashing in the New York World Trade Center. It was the 11th of September, 2001. We were advised not to leave campus. LAX had been shut, main streets had been shut too. The sky was filled with the noise of helicopters. Nobody knew what was going to happen next. So such was my welcome to Los Angeles. And yet, the weeks and the months and the years that followed turned out to be the best days of my life, or at least those that I remember most fondly. It is not the tall palm trees framing the wide boulevards that I recall most nostalgically, nor the long bike rides in Santa Monica, nor the magic views on the ocean that I used to enjoy from my office at the Getty Research Institute when I became a postdoc there. What I still miss is the wonderful atmosphere that Dennis managed to create among his postgraduate students during his appointment at UCLA, which, as I said earlier, roughly coincided with my years in Los Angeles. It is his radiant smile. It is that genuine warmth. It is that ability to excite us and make us rediscover the world that surrounded us with new eyes and rejoice in its wonder. These are the things that I still miss. Dennis helped us make Los Angeles home, and a good home. For Dennis, Los Angeles was not the placeless metropolis narrated by humanistic geographers in the 1970s. Nor was it the post-metropolis of shining surfaces and empty simulacra alive in the geographical imagination of most post-cultural Turner geographers.
Los Angeles and Southern California were for Dennis places rich with history, crossroads of different cultures, sources of continuous fascination and enchantment. His Los Angeles was the Los Angeles of the 1920s and 1930s. It was a city of golden sunsets in which the automobile was still a vehicle of leisure. It wasn't Disneyland, it wasn't the Bonaventure Hotel and the other glamorous icons of postmodernity that attracted Dennis, but rather the picturesque detail of bygone and yet not too distant era. The white stuccoed arches and Roman tiles of Spanish missions, the whitewashed colonial-style mansions, the Tudor half-timber shingles of all English suburban houses, the Art Deco facades of the Department of Water and Power buildings, disused cinemas, old gas stations. It was that elapsed cultural history that Dennis found fascinating. That history is sometimes obscured and sometimes highlighted by the dizzying glamour of cultural innovation in Southern California. I do not owe my appreciation of Los Angeles to popular writers or to famous actors, but rather to a forgotten newspaper artist and cartographer who worked for the Los Angeles Times and for touring topics between the early 1920s and 1950s. Charles Hamilton Owens was one of the local characters that Dennis brought back to life from the dusty archives of the LA Times and the UCLA libraries. Dennis and I came across Owens' spectacular wear maps almost accidentally during a visit with his undergraduate students to the collection in the basement of the UCLA Young Research Library. I vividly remember the sparkle in Dennis's eye when he spotted one of these brightly colored World War II newspaper maps of the Pacific amidst the USGS sheets and other cartographic materials which the map librarian had put out for our visit. Those unusual maps, crossed by fast arrows and invaded by noisy airplanes, allured and intrigued Dennis. They spoke to him of an air age when powered flight was for the first time bringing the world together, though under the most dramatic circumstances. In their striking dynamicity, Owens's war maps seemed to give visual expression to yet another facet of the story of global imagination that Dennis had so masterfully unfolded in his Apollo's eye. They spoke of an airman's view from Southern California, of a West Coast perspective on a new emerging kind of spatiality. Both of us found a delight in their vivid colors, in their curious design, in their ephemeral beauty. Their curved horizons set us at cockpit level. But Dennis also knew that behind every map there is a human being and a story of a human life. Who drew those maps? And were there more of them? With the excitement of a little child, Dennis launched himself in a fascinating journey into the past, and I was fortunate to become his co-pilot. Our initial visits to the Young Research Library were followed by a few trips to the LA Times headquarters in downtown. Sometimes I would take the bus from Westwood to Dennis's house on Fairfax Avenue, from which we then continue on his car. I would get to Fairfax early in the morning and usually find him cleaning the kitchen floor, doing the laundry, cooking breakfast. Other times we would leave from campus, and for those of you who have been to Los Angeles, you know that driving along Sunset Boulevard from Westwood to downtown is like traversing a series of small worlds of different, very different microcosms. As soon as we entered Beverly Hills, the road would suddenly get smooth. And then as we crossed into West Hollywood, it got bumpy again.
You can tell when you're getting in and out of Beverly Hills, even if you don't look out of the window, Dennis would say, amused. But it were not so much Beverly Hills' manicured lawns and white villas that captured my attention or stirred my imagination. It was the old derelict Art Deco buildings scattered around downtown. Would have those tall buildings looked the same to Owens? On the way back, I would sometimes stop at Fairfax, and Dennis would treat me with a large bag of fresh avocados that he just picked from the huge tree in his garden, of which I knew he was very proud. Slowly, the pieces of the Owens puzzle started to come together. Those Ware maps acquired a human face. Charles Owens revealed to be much more than an innovative map maker. We found about his early career as a messenger for the San Francisco Examiner, as an illustrator for Touring Topics, as well as his continued employment by the LA Times after the war. As a news artist, Owens was often called to capture disasters such as earthquakes and conflagrations, and to document the construction of new urban infrastructures, including the harbor and the aqueduct. His perspective drawings enabled Angelenos to see compelling visualizations of those undertakings and of their expanding city. Inevitably, Owen became deeply involved in all aspects of Southern California life and culture, with which he was deeply in love. Before being employed by the LA Times, Owens spent several years working in New York. California, though, was always in his mind and in his heart. On a bleak day, one of his colleagues wrote, he remembered the warm landscapes that he knew, dotted with oaks, were half ruin silhouetted against sea and sky, or the sweep of waterfront below San Francisco's Telegraph Hill. He knew that he must get back home. Owens had a true passion for automobiles. His work at the LA Times included illustrated articles for the automobile and leisure sections. It was from the back seat of Owens' automobile and through his skilled pencil that Dennis and I discovered and savored the Los Angeles of the old times. But it was also during my solitary excursions to the Santa Monica Airport flea market where I sought for tangible mementos from that era. The flea market was an almost surreal place. It seemed to be suspended in time. Usually, by the time I arrived, the serious collectors had already left. They got the bargains in the early morning. I was left in the company of itinerant vendors who had conveyed their trifles from the remotest part of the state, of middle-aged women dressed in extravagant hats and accompanied by the little dogs, of nostalgic retired old-timers searching for a glimpse of the bygone America in dusty 1950s postcards and military memorabilia. And then there were the curious, like myself, lazily pushing from one stand to the next. The air was usually dry and the heat insistent. An old record player sent into the air a melancholic tune from times past. The smell of hot dogs and French fries mingled with the dust. Sometimes I would get tired, but the allure of an old book pile or a box of ephemera would usually win over weariness. And so there I was, plunging into a large stack of old postcards, tourist maps, automobile magazines, and other scraps, and then moving on to the next stand. Dennis's contagious enthusiasm compelled me to search for entire hours. Why did I do that? Well, I guess I did that partly to retrieve Owens from oblivion and to write an interesting paper. At least that was the academic excuse that I kept repeating myself. I was partly doing that because of my personal fascination with that strange world, partly because of an insane collecting addiction,
But I guess I was doing that mostly for the sheer pleasure of seeing the sparkle in Dennis's eye every time I walked into his office with a new dusty map, with a yellowed newspaper clipping, or with some other precious trophy. Amidst the treasures that I dug out of the flea market was one of Dennis's favorites. In 1937, LA Times map titled California Duplicates World's Scenic Spots, in which you do get the Swiss Alps, Spanish folklore, the sunshine of the Northern African coast, and much more, all in one image. And I think Dennis really liked this one because of its global, or rather cosmopolitan scope. Amidst my bargains was also a dusty book titled Nuestro Pueblo, Our People. It featured a selection of Owens's LA sketches accompanied by short stories. Some of them focused on a specific building or landmark. For example, there was one that was titled The Tree that Grew with Los Angeles, which told the story of a large palm tree found at the entrance of Exposition Park. Another was about Los Angeles Central Jail, which looked like a Gothic church. Another was about an old mill in San Marino, which had been recently converted into a house. Another was one on an oil well that Owens found in the midst of a road, or the small bells signposting the Camino Real. Others unpicked the etymology of street names. Others told stories of local characters. Altogether, these sketches and the later stories conveyed an image of Los Angeles as a large, vibrant lab filled with energy, diversity, and experimentation. The Los Angeles in which Dennis worked and lived was nothing but the extension of Nuestro Pueblo. The cosmopolitan identity of the city deeply fascinated him and certainly inspired much of his late work on global tolerance. He often called Los Angeles a city of hope for the future. He enjoyed lecturing to UCLA ethnically varied undergraduate classes. They challenged his Eurocentric formation. This is what he kept repeating. We, Dennis's postgraduate students, were a cosmopolitan bunch of the most diverse geographical and disciplinary origins. Our diversity reflected Dennis's openness of mind and the vastness of his cultural horizons. If creativity was Dennis's trope, tolerance was his ethos, and humanity was his natural disposition. His extreme humbleness, mixed with his characteristic sense of humor, was a constant source of inspiration for all of us. He listened to everyone, always with equal respect and attention, from the most illustrious speaker to the very last undergraduate student. No matter what he was doing in that moment, no matter who you were, he always welcomed you to his office with a smile, with a good word, even to chat for a few moments. He would always answer emails in matters of hours, sometimes even minutes, offering a piece of brilliant advice, a comforting word, a joke, a glimpse of humanity that would change the rest of your day. Dennis made people believe in themselves, push themselves, face into difficult questions, and produce their best. In both his academic and private life, Dennis always put his neighbor before him, and I believe this is the greatest legacy and teaching he left us. What is knowledge? Why do we learn? He once provocatively asked in one of his undergraduate seminars. Full of Foucault, just as I was at that time, one of the students confidently answered, "Knowledge is power." I thought that was the obvious answer. I would have probably said the same. "Only," Dennis replied, "don't we learn to become better persons?"
Dennis was not so much interested in power knowledge as much as in self-knowledge. For him, the ultimate goal was to become better selves. He was an optimist and a believer in the beauty and in the goodness of life. His vision of life radiated from his scholarly work, and his scholarly work gave him life until the very end. Thank you. Bene, molto coinvolgente questo ricordo di un Dennis losangelino. Adesso con Stefano vediamo un altro aspetto della nostra formazione, ovvero tutto ciò che riguarda un progetto europeo che abbiamo sviluppato a partire dal 1993. Eravamo dei sbandati, no Stefano? Vagabondi senza arte né parte. No, Dio, adesso non esageriamo. È il romanticismo che ci fa dire il bisogno di accentuare. Grazie Francesco e buongiorno. Devo dire che sono molto contento e onorato di essere qua a dare il mio piccolo contributo ai ricordi di Dennis, ma la prima sensazione che ho avuto quando Francesco mi ha proposto, insomma, di essere qua stamattina con voi è stata una sensazione di preoccupazione, perché la mia formazione e anche la mia, diciamo così, la mia vita accademica hanno avuto un momento importante nell'esperienza con Dennis, ma poi insomma, veniva da altre strade e ha preso altre strade, nel senso che come geografo economico-politico poi quello è stato un periodo della mia vita molto importante, credo, sia dal punto di vista accademico sia dal punto di vista personale. Ho preso a prestito alcune parole dal draft di Veronica, perché secondo me interpretano molto bene alcuni elementi, alcuni punti che mi sono rimasti dentro di Dennis in maniera molto forte. La creatività che era una creatività che partiva da cose molto piccole e da cose spessissimo inattese. C'erano frammenti di innovazione nel modo di vedere le cose che partivano da cose quotidiane e da riflessioni molto personali. La tolleranza, ecco, Dennis era una persona molto dolce ed era una persona molto tollerante, ed è stato molto tollerante con me in modo particolare, perché ha visto coinvolto in un progetto di ricerca europeo, che era un progetto essenzialmente di geografia culturale, Nature, Environment and Landscape in Modern Europe, 1920-1970, fu molto tollerante con me, che venivo da studi completamente diversi, dove adesso vi racconterò brevemente questa cosa, e la sua grande umanità, che ci ha rapito, tutti, insomma. Io venivo, quando ho conosciuto Dennis nel 1993, da un periodo di studi a Rotterdam, al Dipartimento di Economia Urbana e Regionale, dove avevo studiato econometria spaziale con Paelink, che era uno allora dei teorici più importanti dell'econometria di quel periodo, e avevo studiato tutte le teorie sul ciclo di vita urbano che Leo van den Berg alla fine degli anni 80 aveva disegnato con altri geografi economici e studiosi di teorie spaziali statunitensi. Quindi la mia formazione è una formazione totalmente diversa e molto lontana. Ma nel 1993 conosco a Loughborough, dove vado a trovarlo. Vado a Loughborough proprio con l'idea di trovare Dennis Cosgrove, perché Gabriele Zanetto ci aveva in qualche modo introdotto ovviamente a Francesco, che aveva ben altre ragioni per essere coinvolto in quel progetto, ma Gabriele mi disse: Stefano, credo che sia molto utile per te, che vieni da studi di economia, vedere un po' quella che è la dimensione culturale recente
della geografia. Questa è una cosa un po' particolare, perché quando noi parliamo di cultural geography è una cosa che in Italia ha una sua collocazione diciamo molto particolare, no? Ad esempio, non so, se noi prendiamo Franco Farinelli faremmo difficoltà a dire che è un geografo culturale nel modo in cui la cultural geography pensa al ruolo del geografo, no? Però Gabriele mi disse, credo sia molto utile che tu approfondisca questo tipo capisca un po' di più di questo tipo di dimensione. Vado a trovare a Loughborough Dennis e Carmen insomma, ed ebbi subito una dimostrazione assolutamente stupefacente della sua tolleranza, della sua dolcezza. Quindi in quel momento là si aprì per me un periodo che durò 3-4 anni, in cui ebbi modo e la fortuna di approfondire anche il contatto personale con Francesco, oltre che accademico. Insomma, e vissi questa esperienza di cui poi vi dirò qualcosa. Vado a prestito di una seconda frase di Veronica, che è questo discorso che per Dennis sostanzialmente Los Angeles, Southern California non era l'Hotel Bonaventura, non era il quadro che era stato disegnato da Jameson in Postmodernism o The Cultural Logic of Late Capitalism, eccetera, ma era sostanzialmente una serie di elementi che non ripeto perché Francesca Veronica li sa dire molto meglio di me. Ma perché prendo a prestito questa cosa? Perché allora, io a Rotterdam avevo studiato sostanzialmente due cose, avevo approfondito la mia conoscenza, la mia ricerca su due temi. La rigenerazione del waterfront urbano, che è uno dei paradigmi geografici del postmoderno, penso ad Albert Place a Boston, Canary Wharf a Londra, il Cove Van Zout a Rotterdam e tantissime esperienze all'Albert Docks di Liverpool. Quindi questa riflessione geografica sui nuovi waterfronts dall'altro, e i porti come nodi di sistemi logistici, quindi i container, quindi la distribuzione, quindi l'intermodalità, eccetera. E vado da Dennis, e Dennis a Loughborough mi dice: guarda Stefano, che uno dei motivi per cui io sono diventato geografo è perché nei porti di 20 anni fa io risperavo la diversità del mondo. Perché nel porto di Rotterdam, di Liverpool, ma non solo di Liverpool, qua c'è Liverpool alla sinistra e una cartolina che la professoressa Cavallo Federica mi ha dato di Barcellona, nei porti di quel periodo si coglieva la varietà del mondo, le sue lingue, le diverse culture, le culture materiali che si fecondavano. Una storia sostanzialmente che è stata poi spazzata via dai cambiamenti tecnologici ed economici che hanno coinvolto i porti, e non solo i porti, la geoeconomia in senso lato negli anni 70-80, e che oggi faticosamente si sta riprendendo. Il problema ovviamente è fare di questo recupero non una semplice patrimonializzazione, ma un linguaggio nuovo nel modo di interpretare i rapporti tra città e acqua. Quindi con questa grande testimonianza, no, di quanto Dennis fosse in grado di interpretare la ricchezza culturale di aree, di problemi di cui avevo colto essenzialmente la dimensione spaziale e geografica e economica, iniziai a lavorare con Francesco sul progetto EQUA, che fu un progetto, a mio avviso, importante anche per la geografia italiana, anche se di questo periodo, come spesso succede delle cose migliori, non resta grande traccia, al di là di un contributo per i quaderni del Dipartimento di Geografia di Padova, ma che credo fu importante perché cercammo di applicare quelle sensibilità nello studio delle relazioni tra protezione della natura e i più ampi contesti culturali. Io non entro nel merito di queste cose perché in realtà le ho solo segnate come
come elementi che ci hanno consentito anche di specificare meglio l'esperienza italiana rispetto ad altre esperienze che comparativamente consideravamo. È stata un'esperienza bellissima con Ulrich Löhm a Linköping e con Ken Olvi a Odense. Abbiamo, possiamo dire, girato un po' l'Europa in quel periodo, mettendo assieme, come dire, una grande attenzione agli aspetti scientifici con una grande attenzione anche agli elementi umani. E voglio, qua sono solo alcuni aspetti, insomma, che avevamo colto delle attitudini italiane rispetto al tema della natura. Quindi da un lato vedete la Marmolada, che è celebrata da un lato per la sua bellezza naturale e nazionale, no? Sono due elementi che vanno sempre molto, molto assieme, ma al tempo stesso celebrata anche per l'innovazione tecnologica e per il tema dell'energia, quindi no? Modernizzazione del territorio viene in qualche modo si accompagna sempre anche in maniera del tutto, se vogliamo, anche un po' schizofrenico all'attenzione poi per altre dimensioni, o il ruolo che la discussione sulle bonifiche ha avuto nella riflessione in quel periodo, o l'attenzione all'estetica dei motori, no? All'estetica dell'ingegneria, che è un altro elemento assolutamente centrale che con Denis abbiamo esplorato in maniera molto molto intensa e penso anche dal punto di vista della continuità anche a quanto, come dire, interessante è che insomma, una giovane geografa veneziana come Federica Cavallo continui ad esplorare il tema della rilevanza culturale delle bonifiche, oppure l'attenzione a come la modernità veniva celebrata. Qua vedete un mosaico in una centrale a Soverzene, a Belluno, in cui si rappresenta il processo di modernizzazione della montagna italiana e, se volete, anche l'apertura alle dinamiche capitalistiche della pianura, attraverso una grande attenzione al tema della mobilità, della connessione. Tutti temi che grazie a Denis e con Denis insomma, abbiamo esplorato. Oppure il ruolo delle associazioni. Qua riporto il tema del Touring Club italiano, il tema delle associazioni nel favorire, come dire, l'emergere di nuove attitudini. Qua devo tornare un po' indietro perché il contesto culturale era un contesto che risentiva molto, come dire, dello spirito, ad esempio, della riforma gentile, no? Vedete, la riforma gentile dove si dice sostanzialmente che la scienza è quel mondo di fantasmi in cui l'animo umano respira il gelo della morte. Ecco, in un contesto di questo tipo, questo è la riforma di Gentile 1923-25, in un contesto di questo tipo è del tutto evidente che alcune questioni legate, diciamo così, ad una cultura diversa della natura e dell'ambiente sono maturate grazie al ruolo di alcune associazioni private e queste le abbiamo in qualche modo considerate con grande attenzione. Chiudo questo mio breve intervento ricordando una cosa. Ecco, questa è una cosa che viene da internet, l'ho presa 2 giorni fa e non so nemmeno se sia vero, non so se è vero che a Kilburn il 6,6% degli abitanti sia di religione ebraica, il 44% degli abitanti abbia almeno una laurea, eccetera, eccetera. Non lo so, potrebbe essere una delle tante fake news che troviamo su internet. Però io ricordo che negli anni 90 sono andato a trovare Carmen e Denis a Kilburn. E quindi ricordo bene, oltre all'Irish Pub che Denis mi portò a conoscere e a visitare solo per qualche settimana, quello fu il periodo in cui mi fermai. Mi ricordo però che Denis mi parlò di quest'area, di questo quartiere di Londra, come un quartiere che stava sviluppandosi in maniera molto forte dal punto di vista multietnico, e con la sua attenzione ai dettagli mi portò a
a visitare questi frammenti che raccontavano della storia di un quartiere che stava cambiando in maniera molto forte. Ma Kilbourne è importante anche per un altro elemento, perché quando andai a trovare Denis andammo a sentire un concerto, una delle sinfonie giovanili di Mozart all'Academy of St. Martin the Fields, che a Londra è una delle istituzioni musicali molto, molto, molto importanti. E il rapporto che io ebbi con Denis dal punto di vista della musica fu un rapporto molto intenso. A casa di Francesco quasi tutte le serate, le cene, complici anche il buon vino, devo dire, si chiudeva con il tentativo di cantare tutti assieme qualche canto di montagna. E qua riporto Signore delle Cime, che è uno dei canti di montagna più noti di De Marzi. E con Denis si discuteva molto del recupero di questo concetto di musica popolare, perché questa non è affatto un canto di montagna, questo è un'opera di un compositore, De Marzi, che era maestro di conservatorio e che ha creato ex novo una delle canzoni che sono diventate più famose al mondo, interpretate come musica di montagna, cosa che non lo è affatto, perché questa è una canzone degli anni 70, fine anni 70. E quindi discutavamo molto della differenza tra questo tipo di canzone popolare, creata in un periodo in cui la canzone popolare non era più tradizione popolare, rispetto ai canti della SAT, della Società Alpinistica Tridentina, quando negli anni 20 e 30 del secolo scorso davvero quella musica popolare era musica del popolo, perché Pedrotti va nelle vallate, ad esempio in Val Fiscalina, in Val Fiorentina, e incide per la prima volta questi canti cantate dalle persone che con le gerle vanno a raccogliere il fieno. Quindi questo è un elemento che discutemmo in maniera molto, molto intensa. L'ultima cosa di cui mi ricordo parlai con Danny rispetto alla musica fu la tradizione britannica. La riporto Henry Purcell, quindi uno degli attori chiave del barocco inglese alla destra e alla sinistra Handel. E fu molto interessante perché avviamo una discussione che restò acerba e che poi non si sviluppò e che quindi non vi riporto nemmeno, ma come, diciamo, l'uscita, se volete, dalle scene dell'Inghilterra nel XIX secolo sul tema della musica, in particolar modo della musica sinfonica e operistica, potesse essere interpretato con la diversa maturazione dello Stato-nazione in Europa. Questo per dire la grande varietà di interessi culturali che Denis aveva e la grande fortuna che io penso di aver avuto, insomma, conoscendolo. Riporto questa frase, che è una frase molto nota, insomma, dall'artefice di Borges, in cui, insomma, credo emerga anche un po' tutta questa, la ricchezza delle esperienze, delle realtà e di quello che le persone vivono, e che, insomma, vite che si nutrono di episodi, di storie personali di cui si ha scarsa consapevolezza nel momento in cui le si vivono, ma che poi dopo un po' di anni definiscono effettivamente un mosaico personale e anche accademico, perché le due cose vanno inevitabilmente assieme, che è molto forte e che credo segna anche l'esperienza della nostra vita. Vi ringrazio. Bene, grazie Stefano per questo tuo excursus memoriale, quindi vedete la fecondità dell'approccio autobiografico. Adesso facciamo una pausa a caffè e dopo presenteremo, ci saranno 2 interventi di altri 2 colleghi che hanno conosciuto Denis, ma soprattutto ci sarà anche la presentazione del volume Paesaggi di Villa, Architettura e Giardini del Veneto con Maria Pia Cunico. Vedo che c'è anche Margherita che ci potrebbe eventualmente dare qualche informazione. Allora la sala è quella dietro di voi e ci vediamo tra un quarto d'ora circa, in modo da stare nei tempi. Grazie intanto.